Buongiorno a tutti e compa qui a Bunta di Ugabigor su Terza Data in paese d'Ers e ma parla di l'aspetto a Sugiadiu in paese cu un giovane impegnato della Soja Juventus Ersink redroemo a Anton e Angeli Bernardini. RCFM e Campacui. Allora, qui siamo a Bodio d'Ersa e siamo davanti alla cappella San Disè, come da me. Allora, io mi abo e ho passato una mezz'orina qui, tutte le strade, tutte le vacanze, e ora quello tutte le domenicate perché lavoro su commerciale e giro assai, ma quello tutte bene per passare le domenicate, ma è vero che è difficile perché siamo mica numerosi e non c'è mica capiamo. Ora ho 24 anni e ho fatto una socio 8 anni fa già, avevo 17 anni, per fare campare e animare il paese. Allora la socio si chiama Juventus Ersinca, siamo tre e facciamo serate le strade e facciamo i concorsi di carta all'inverno. Facciamo tutto per fare campare il paese tutta l'annata. Allora ci sono gente che stanno accanto, abbiamo girato tutti i nostri amici di Bastiglia, ma da tutta la Corsica. Ma di noi, tutte gente di Baisoli accanto come Rogliano e tutti i giovani. Sono confratello di noi in Bastiglia, in San Carlo, ho fatto questa socio qui in Ersa da 8 anni e è vero che mi piace questa fare di questa mentalità di aiutare l'altri e per questo sono confratello per aiutare la gente che hanno bisogno e ho sempre campato con questa lei con gli altri, con i più vecchi, quelli che hanno bisogno di Gerardo. Qui facciamo un ballo, un nostro ballo il sabato 9 d'agosto e tutte le strade, tutti gli anni facciamo un ballo le strade, concorso di carta l'inverno, ma di noi quando c'era il confinamento ho fatto qualche regalo con la socio, so parlato immaginato per comprare appena a mangiare ai più vecchi, ho fatto tutto per aiutare l'altri di Gerardo. Ho comprato appena a mangiare per fare un regalo a quelli che erano soli durante il confinamento. Siamo pochi, ma penso che ce l'è mica capire, come ho detto. Penso che io devo continuare sicuramente, perché sono giovane, non ho mica 30 anni, ma posso continuare tra il lavoro, tra la confraterna, tra la socio, e penso che non c'è mica di che l'altro andava qualcosa, io faccio perché ce la fa, perché ce la fa campare questi paesi, non c'è mica di, bon, tutto è perso, perché tutto è mica perso, ci sono gente che hanno un lato di fare e penso che non c'è mica aspettare l'altri. Et demain d'Ers, nous irons à Morsiglia pour retrouver une jeune vigneronne qui a repris un beau domaine, le Clos Paoli. On retrouvera Marguerite Lippi. À demain donc pour notre 4e étape des Campacui à la pointe du Cap Corse. RCFM e Campacui.